La vittima dell'ennesimo mortale è Luigi Tannorella, 48 anni, di Palma di Montechiaro, un gran lavoratore, sposato e padre di 3 figli. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi poco prima della galleria di Passo Fonduto tra Casteltermine e Campofranco, lungo la strada statale 189 Palermo-Agrigento. L'uomo era a bordo di una Fiat Panda, di proprietà dell'azienda per la quale lavorava, Girgenti Acque, ed in particolare la Idrotecne. Per cause ancora da ricostruire, l'auto è finita contro la parete, un incidente autonomo, si presume a causa di un malore. A spiegare la dinamica, 2 colleghi dell'uomo che erano su un'altra macchina. Ed un camionista pare che abbia ripreso l'accaduto con la telecamera di bordo. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mussumeli. Il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato, in loco anche il patron della società Marco Campione e il suo legale. Il presidente, gli amministratori, la dirigenza e tutto il personale della Girgenti Acque e l'Idrotecne, si legge in una nota stampa, esprimono sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i cari di Luigi Tannorella.